Cavalli in partenza per la terza corsa, confronto per buoni 4 anni, vincitori di 35.000 euro al via. Sono in 8 dietro le ali dell'autostart, solo Fiero è un maschietto, gli altri sono tutte femminucce. Vanno a sfidarsi all'1 Fiero Francesco Facci, 2 Forever Lorenzo Baldi, 3 Fiamma BFC Maurizio Cheli, 4 Francis ZL Antonio Di Nardo, 5 Boogie Woman Gennaro Mitrano, 6 Freccia degli Dei Roberto Vecchione, 7 Fiorella Getto Francesco Pettinari, 8 Fiaba del Rocco Marco Stefani. L'autostart inizia a prendere velocità. Parti. Veloce Francis ZL che prende la testa, ha sbagliato Fiamma BFC. Seconda posizione per Forever, al largo Boogie Woman che precede Fiaba del Ronco, poi Fiorella Jet che si muove dalla corda seguendo le mosse di Fiaba, in corda rimane Fiero, alla retroguardia si ritrae Freccia degli Dei. 200 metri iniziali passati da Francis ZL in 15,6. Approccia la retta d'arrivo indisturbata leader, la favorita, con in salchi Antonio Di Nardo, e va a completare così i primi 400 metri di corsa in un comodo 31,4. Si viaggia sul piede dell'1,18,5, che per questi cavalli vuol dire andare davvero piano. Francis ZL che ovviamente risparmia tutte le energie possibili, passa i 600 metri iniziali in 47,2. Viene al passaggio davanti alle tribune in chiara evidenza. Forever continua a seguirla, mentre Fiaba del Ronco si trova allo scoperto, con in scia Fiorella Jet. Metà gara passata in 1,1,8, frazione un po' più svelta ora sotto alle tribune per Francis ZL, che va sulla curva di destra sempre indisturbata leader, Forever nella sua scia, Fiaba del Ronco accanto a quest'ultima, poi Boogie Woman con accanto Fiorella Jet, Fiero, Freccia degli Dei alla retroguardia, Fiamma BFC. Il chilometro è stato girato in 1,16,7, non cambia nulla a 450 metri dalla conclusione, con Francis ZL che prosegue in vantaggio, 14,3 la retta di là. Francis in evidenza, largo sempre Fiaba del Ronco, poi Forever cerca di scattare ora in terza ruota Fiorella Jet, chiusa in corda Boogie Woman, la retta d'arrivo per Francis ZL che prova ad allungare, Forever nella sua scia, largo Fiaba del Ronco, scatta bene Fiorella Jet, è in vantaggio Francis ZL, arriva forte Fiorella Jet, Francis ZL vince 1,14,7, 29 gli ultimi 400 metri, Francis ZL da netta favorita a segno. Antonio Di Nardo in salchi per il training di Mauro Baroncini, colori della scuderia Fedila, mentre per il secondo posto c'è Fiorella Jet che scatta bene, Forever che si difende sul passo, le due sono in linea, andiamola a rivedere con forse Forever che si potrebbe essere difesa da Fiorella Jet. 4, 2, 7 il probabile arrivo in numeri della terza.